Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di premiazione del trofeo Promote 2023 a Castiglione della Pescaia. Voglio chiamare in pista le rappresentative partecipanti a partire dalla zona 1 categoria Under 13. Ben ritornati alle premiazioni finali del trofeo Promote HP. Ora vengono inseriranno tutte le squadre divise per zone, Under 13, Under 15, Under 17 zona 1, poi la zona 3, la zona 405. Caldi Donini ovviamente alla telecamera che ormai ha la mano incollata alla camera, il buon cameraman di questo trofeo Promote HP. Ora la volta della zona 3 è tutta di verde vestita. Categoria Under 15. Quattro zone che hanno partecipato a questo trofeo Promote HP. Under 17, sempre per la zona 3. Per la zona 4, categoria Under 13. Allora, la zona 4 che ha vinto tutti i trofei Promote HP. Buon Enrico Giovannelli che fa le foto che dopo saranno disponibili su www.fisr.it/hockeypista. Alcune foto tutte le foto della premiazione sono disponibili sul sito della FISR sezione hockeypista e poi anche sui social di HC Castiglione. E poi entrerà la zona 5. Categoria Under 17, zona 4. Ancora un buon pubblico qui a Casa Mora per le premiazioni finali. Per la zona 5, categoria Under 13. Non c'è. Categoria Under 15, categoria Under 17. La zona 5. Foto di rito ai giocatori anche dell'Under 15, poi iniziano le premiazioni. Saranno presenti alla cerimonia di apertura, cioè di chiusura, scusate, Isabel Mariani, presidente del Consiglio Comunale con delega allo sport del Comune di Castiglione della Pescaia, Mario Tinghi, presidente regionale Regione Toscana, e Alberto Aloisi, delegato provinciale. Marcello Pericoli, presidente HC Castiglione. Responsabile regionale, Federazione Toscana del settore hockey.
Mario Tinghi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Sport Rotelllistici. La signora Isabel Galeani, consigliere del Comune di Castiglione. E qui tutti le autorità, qui ovviamente Marcello Pericoli. Chiamerei qui al microfono le autorità per dirci due parole in ordine a quello che abbiamo fatto questi 2 giorni, una manifestazione direi straordinaria organizzata dalla federazione in collaborazione con HC Castiglione. Marcello Pericoli, Alberto Loisi, Mario Tinghi e la signora Isabel Galeani. Due parole da parte di Mario Tinghi, il consigliere federale e presidente regionale Toscana. Buonasera a tutti, in questa manifestazione ricordo i saluti del nostro presidente Sabatino Arabu, che vi ringrazio per aver partecipato a questa manifestazione a livello nazionale. Porta i saluti del presidente Araku. E ringrazia tutti i giocatori e i dirigenti e anche gli albergatori. Questi giovani saranno e sono il nostro futuro. La federazione sta tentando di arrivare alle Olimpiadi. Ora, uno sport è già entrato alle Olimpiadi, ma Sabatino Arabu sta cercando di portare altri sport nell'ambito. Ora Mario Tinghi parla dello sforzo della FISR per la federazione olimpica che insomma, è diventata ufficiale nelle settimane scorse. La World Skate è entrata tra il boarding ufficiale tra le federazioni olimpiche mondiali. Anche ringraziamenti per lo sforzo alla HC Castiglione, che mi associo ringraziamento a Marcello Pericoli. Ora Alberto Aloisi, il responsabile del settore hockey pista della regione toscana. È stata una bella manifestazione, nonostante non giriamoci intorno, sia mancata una componente importante. Le polemiche non sono mancate, sono state anche polemiche giuste, perché eventi come questi andrebbero onorati in una maniera sicuramente più sentita. Sono felice anche da parte mia di vedere insomma, le nostre rappresentanti toscane in Ligure aver vinto, spero sia stata un'esperienza bellissima. Poi Castiglione, al di là della cosa, è una cornice fantastica, si sta molto bene. Spero che sia Complimenti stata al anche voi Castiglione per l'organizzazione e complimenti a chi ha giocato questo torneo da capire al netto delle polemiche che sono nate nelle ultime settimane. Buon pomeriggio a tutti, sono molto contenta di vedere tante persone, tanti ragazzi che affrontano questo sport. Io vorrei ringraziare voi per essere venuti a Castiglione Pescaia, ma soprattutto vorrei ringraziare il nostro gruppo di hockey, chi gestisce e tutti quelli che lavorano e hanno lavorato per voi e per noi, perché senza le persone come faccio un nome a caso, Marcello Pericoli, davvero questa squadra La delegata, anzi la presidente del consiglio comunale dello sport del comune di Castiglione Pescaia, che ringrazia la HC Castiglione e tutti i partecipanti al torneo. Probabilmente non si sente niente da qui, facciamo fatica anche noi, immagino, perché ci segue da casa. Abbiamo nessuno di quello che viene detto. Ringraziamento da parte di tutti. Procediamo quindi con la cerimonia di premiazione, partendo dalla categoria dei più piccoli, la categoria dell'Under 13. Partiamo dai quarti classificati, dai terzi classificati, categoria Under 13, zona terza classificata, zona 3. Ora viene pegata l'Under
13 zona 3 con, ricordiamo i nomi, Thomas Bombardi, Khalil Buslama, Davide Subazzoli, Nicolò Bianchi, Matteo Mazzarenghi, capitano Lenny Nizzoli, Giacomo Clemente, allenatore Matteo Farina. Allora aspettiamo un attimo perché per esigenze logistiche Anzi, non viene premiata l'Under 13 zona 3, viene premiato perfetto. Allora si premia la terza classificata dell'Under 13 zona 3. Matteo Farina, allenatore. Premia il signor Marcello Pericoli, Marcello presidente della Pericoli. Castiglione, il quale vi ringrazio della presenza e della calorosa partecipazione. Marcello Pericoli che premia la zona 3. Viene premiato anche Matteo Farina, allenatore della zona 3, viene fatta la foto di rito ovviamente dei terzi classificati della zona 3. Zona 3 ricordiamo Emilia Romagna Marche, la foto di rito dei piccoli giocatori della zona 3 under 13, applausi per loro. Ora ai secondi classificati, zona 1 under 13. Sì, per esigenze logistiche, perché comunque devono affrontare un lungo viaggio, quindi premiamo la zona 5, categorie 15 e 17. Sono premiate prima della zona 3, zona 1, della zona 1 le due squadre under 15-17 della zona 5 che hanno il viaggio più lungo da fare, sono classificate quarte nei due gironi del 13 e 15, Baniero Gallotta sulla destra con Angela Califano e tutto il staff dirigenziale. Applausi per l'Under 15-17 della zona 5 che lascerà già la pista per ritornare a casa. Un buon viaggio ai giocatori che vanno velocissimamente a segnalare: Juan Barire, Domenico Iacovone, Emilio Lavandrino, Matteo Matera, Michele De Bari, Gabriele Miranda, Andrea Melone, Vincenzo Piacello, Giovanni Potrelli, Francesco 40, Matteo Vicinanza e Antonio Zaccaro. Mentre ci manca l'Under 15 della zona 5. Michele De Bari, Alessandro De Stasi, Piero Di Flora, Alessandro Mastronardi, Matteo Matera, Gabriele Miranda, Giovanni Pontrelli, Francesco 40, Alessio e Matteo Vicinanza. Un saluto anche alla zona 5. Ora andiamo all'Under 13 zona 1, seconda classificata. Qui la premiazione Alberto Aluisi va a premiare insieme al ringraziamento anche a Irene Donnini, insomma, che il banco cronometristi, no, la premiazione della Under 13 zona 1. Andiamo a elencare i protagonisti della medaglia di argento, la zona 1. Elia Bellotti, Filippo Brescia, Francesco Colosimo, Mattia della Torre, Gabriele Libè, Federico Maffi, Simone Migliaretti, Edoardo Ursi, Gabriele Patucci e Simone Coralina, questi giocatori premiati. Qui ora le foto di rito e la consegna della coppa con il capitano della squadra Under 13 zona 1. Questo è Edoardo Ursi.
Facciamo una foto ovviamente di rito, il fotografo la foto a tutto la staff, Geoffrey e Murandotti, i due allenatori con i giocatori dell'Under 13 zona 1, applausi anche per loro, e poi vincitori del trofeo l'Under 13 zona 4. Nella categoria Under 13, prima rappresentativa classificata, zona 4. Applausi per i padroni di casa, Andrea Asta, Alessandro Croca, Nico Bracali, Niccolo Moda, Luigi Fabbig, Gregorio Tonnelli, Federico Ragomarsini, Lorenzo Cornacchini, Filippo Giabbani, Federico Polinelli, Alessandro Convertiti, Mann e Lorenzo Turbanti, questi giocatori della rappresentativa Under 13. Mario Tinghi che premia il capitano a favore di camera. I tre allenatori vediamo in mezzo, a sinistra Elie Guidi, al centro Massimo Braccari, a destra Stefano Paghi, con i due dirigenti della formazione della zona 4 Toscana Liguria. La foto di rito con il banner ovviamente vincitori Castiglione della Pescaia 2023. Foto di rito con la coppa vinta per gli Under 13, quindi la vittoria Toscana Liguria per l'Under 13, qui rappresentati Alberto Luisi e Mario Tinghi. Quindi ora si passa alla categoria Under 15 con i quarti classificati, abbiamo già detto, della zona 5, terzi classificati dell'Under 15. La zona 1. Passiamo ora alla premiazione della categoria Under 15. Terza rappresentativa classificata, zona 3. Premia la signora Isabel Mariani, consigliere del Comune di Castiglione. Premiata la zona 3, terza classificata. Emilia Romagna Marche, premiazione da Isabel Mariani. Terzo posto, preso 3 categorie per la zona 3, seconda per tutta la zona 1. Tutti i premiati della Under 15 zona 3, i nomi Gianluca Gasparini, Jordan Boniolo, Tommaso Montecroci, Riccardo Busani, Samuel Boniolo, Stefano Montanari, Mattia Francia, Gabriele Olban e Matteo Munari. I due allenatori Scutece e Edgar Barberi. Marcello Pericoli che segna la targa.
ora consegna delle medaglie. La foto di rito alla terza classificata, zona 3, e poi andiamo alla zona 1. Ma siamo passate le 5 e un quarto, in diretta da Castione della Pescaia per le premiazioni Under 15. Zona 1, premia il signor Alberto Aloisi. Come detto, il sorpasso della zona 1 sulla zona 3 non capitava da diverso tempo. Seconda classificata la zona 1 Piemonte e Lombardia. Consegna della Coppa al capitano Luca Vaghi. Andiamo anche a vedere i protagonisti: Andrea Borella, Leonardo Colombo, Alessandro D'Andrea, Matteo D'Avanzo, Diego Di Nardo, Leonardo Filigura, Sandro Più, in Varranza, Tommaso San Giovanni, Luca Vaghi, allenatore Alessandro Gioffè. Roberto Aloisi che premia i secondi classificati. Ultimi premiati, poi la foto di rito dei secondi classificato, zona 1. Foto di rito ora per la seconda classificata. Capitano Luca Vaghi, tutta la squadra seconda classificata, zona 1, e poi andremo velocemente a vedere i premiati. Seconda rappresentativa classificata, premia il signor Mario Ninghi della categoria Under 15, zona 1. Zona 1 vincitrice delle promosse a tripletta della zona 4. Prima rappresentativa classificata della categoria Under 15, zona 4. I protagonisti della vittoria del promotta HP: Bianca Bertolucci, Domenico Cupido, Matteo Remedi, Carlo Vanello, Tommaso Bracale, Samuele Barsaglini, Samal Sharef, Lorenzo Giovannelli, Giampiero Andreani, Francesco Cornachini e Federico Frosina. Allenatore Mirko Bertolucci e Andrea Perroni. Millesimo a loro per Mirko Bertolucci. Premia Mario Tinghi. Premiazione che stanno per terminare anche per categoria Under 15. Dopo andremo all'ultima, l'Under 17. Poi saluti finali. Anticipo che venerdì saremo in diretta su YouTube Fisrock Pista per la partita dell'Italia nazionale italiana nel torneo Golden Cup 2023, e poi l'Europeo in diretta su YouTube dal 17 luglio. E poi ci rivedremo 24-23 settembre da Lodi per la prima partita della nuova stagione, Lodi Trissino Supercoppa, e poi il weekend successivo, il 1° ottobre, l'assegnazione della Supercoppa italiana, primo trofeo nazionale. E applausi per la zona 4 Under 15, foto di rito ovviamente per loro.
poi capitano davanti e tutto il resto dietro. Molto strano, molto particolare, ma era l'Under 17 come Under 17, ultima premiazione Passiamo con la premiazione della categoria Under 17, terza zona classificata, premia il presidente della KC Castiglione, Marcello Pericoli, zona 3. Marcello Pericoli, il presidente KC Castiglione, premia la zona 3. Under 17, Riccardo Gavioli, Federico Canossa, Riccardo Ferretti, Riccardo Gabbi, Matteo Holban, Tommaso Giannotti, Manuele Pedroni, Tommaso Castiglioni, Federico Tolomelli e Francesco Allegretti. Allenatore Pablo Iara. Premia, come detto, il presidente Marcello Pericoli. Foto di rito anche per la zona 3, queste premiazioni di torneo Promotta HP, poi i saluti, ritorno a casa per tutte le formazioni. Ringraziamento ancora a Claudio Donnini per queste meravigliose immagini dalla Casa Mora di Castiglione della Pescaia. Passiamo ora alla Seconda classificata. della categoria Under 17. Seconda classificata premia la signora Isabel Mariani, zona 1. Premia la zona 1. Zona 1, seconda classificata, anche qui è stato piuttosto importante. Leonardo Boggiani, Luca Borgonovo, Marco Gariboldi, Pablo Grassi, Davide Martelli, Jacopo Mascherpa, Giovanni Monticelli, Giuseppe Olivieri, Matteo Orsi, Alessio Civa, il tecnico Massimo Olivieri. La premiazione di Isabel Mariani ai vincitori al secondo posto della zona 1 categoria Under 17. Qui inquadrati in foto in zona 1 e poi i vincitori. Passiamo ora
ai Siamo ora vincitori. alla premiazione categoria Under 17. Premia il signor Mario Tinghi e la signora Isabel Mariani. Prima classificata per la categoria 17, zona 4. Primi classificati Under 17 zona 1, Ernesto Manci, Gabriele Talarico, Mattia Polverini, Francesco Margheriti, Edoardo Fabbri, Adriano Maggi, Lia Cardela, Alessio Lavagetti, Filippo Poletti, Francesco Rugani e Filippo Cortesi. Tecnico Franco Polverini. Lezione di Tinghi con Aloisi e Mariani a concludere la cerimonia di chiusura. Prima di lasciarvi la foto dei vincitori e anche dei vincitori di anni 17, 13 e 15, un ringraziamento personale a HC Castiglione, Marcello Pericoli, Enrico Giovannelli, tutto lo staff della HC Castiglione che ha permesso tutto questo in varie difficoltà di quest'anno. Un ringraziamento personale a tutti lo staff. Ringraziamento a Leonida Romualdi per la regia in questa lunga giornata, a Claudio Nini alla telecamera che ci ha permesso tutto questo. Prima dei saluti finali ringrazio tutta la Federazione Italiana Sportellisti che insomma, ha permesso la diretta di tutte le finali nazionali, a tutti i club che hanno organizzato le finali nazionali e sono andati in diretta a tutte le finali, quindi ringraziamento a tutti i club. Sandrigo, Seregno, Follonica, Valdagno, Giovinazzo, Castiglione, ovviamente Under 23, Giovinazzo, insomma un lungo giugno, maggio-giugno per le finali nazionali giovanili. Il banner dei vincitori e insomma siamo mai alle finali. Vi ringraziamo per averci seguito in questa stagione. Come detto, ci vediamo venerdì in diretta dalla Spagna per il Golden Cup 2023 con la nazionale italiana maschile, sempre diretta qui su YouTube. Un ringraziamento a Stefano Zamperin, ora dei saluti, un abbraccio a tutti e ci sentiamo presto in diretta su YouTube Fisiotipista.